Tragico schianto questa mattina a Ormelle, nel Trevigiano, vittima un giovane automobilista di 27 anni finito con l'auto contro un muretto, ancora pochi metri e sarebbe arrivato al lavoro. Blitz antidroga dei carabinieri in un'abitazione a Mira, i militari fermano un italiano con un etto di cocaina e scoprono una Santa Barbara di pistole, fucili, munizioni ed esplosivo. Il ministro dell'Interno Lamorgese a Dolo per inaugurare il centro studi sulla criminalità organizzata. Il dossier sullo scioglimento di Eraclea è sul tavolo, dice decideremo il 18 marzo. Allarme pedofilo tra Padova ed Albignase con l'allerta di una mamma dopo aver ascoltato il racconto del figlio adescato da un uomo domenica pomeriggio, indagano i carabinieri. Esplode una casa nella notte a Galzignano Terme sui Colli Euganei, un 81enne rimane ustionata, è gravissima, in ospedale. Su Antenna 3 prima uscita da candidato governatore del centro-sinistra per Arturo Lorenzoni, che sa di doversi confrontare con una Lega di Zaia molto forte, ma in Veneto dice c'è un governo debole. Temperature primaverili e il rischio di gelate tardive, l'agricoltura trema, il clima pazzo di questi mesi mette a serio rischio le colture, l'allarme di Coldiretti. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca con l'incidente mortale che si è verificato questa mattina ad Ormelle nel Trevigiano, vittima un giovane automobilista di 27 anni. Un giovane operaio di 27 anni di Oderzo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto questa mattina, poco dopo le 7:30, lungo via Ragazzona, Ormelle. Non sono chiari i motivi per i quali il giovane abbia improvvisamente perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Golf, che si è schiantata contro il muro di recinzione di un'abitazione. Sull'asfalto non è rimasta nessuna traccia di frenata e questo potrebbe avvalorare l'ipotesi del malore o del colpo di sonno. Quando i soccorritori del SUEM 118 sono arrivati sul posto, per il giovane automobilista che procedeva da Oderzo in direzione Ormelle non c'era già più nulla da fare. L'impatto contro il muro di cemento è stato violentissimo. Saranno ora gli agenti della polizia locale di Ormelle, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, a dover ricostruire la dinamica del sinistro per stabilire cosa possa aver causato la sbandata fatale al 27enne che a quell'ora si stava recando al lavoro in un'azienda nella zona industriale di via Taliercio. Ed un altro grave incidente si è verificato ieri sera nel Veneziano, vittima una donna di 38 anni di Chioggia, Melissa Scarpa, con la sua auto in località Cantarana di Cona è uscita di strada. La Mini Cooper della donna si è schiantata contro un platano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco e Cavarzere insieme ad un'ambulanza, ma per la 38enne impiegata non c'è stato nulla da fare. Possibile svolta nel processo della strage del bus ungherese del gennaio 2017 sulla A4 nei pressi di Verona. Il GUP, dopo l'udienza del 24 gennaio scorso, ha rinviato all'udienza del 21 febbraio la discussione del PM, parti civili e difensori in merito all'abbreviato richiesto dai difensori dell'autista del bus. Rinviata anche la decisione sul rinvio a giudizio degli altri 5 imputati. Sono stati i difensori dell'autista a chiedere il rito abbreviato, quindi il giudice deciderà in base all'attività investigativa della Procura di Verona, della perizia delle parti civili e della perizia dei difensori dell'autista che sono state depositate la scorsa udienza. L'autista rischia una pena fino a 12 anni. Nell'incidente, lo ricordiamo, morirono 16 ragazzi ed il secondo autista del bus. Auspichiamo che questo sarà solo il primo passo verso l'accertamento di una verità giudiziaria sulle responsabilità di questo tragico evento, in modo da dare risposta alle richieste di giustizia che da subito sono state avanzate dalle famiglie dei ragazzi deceduti. Ha spiegato l'avvocato pescarese Walter Rappattoni, che sin dall'inizio segue il processo a nome di 2 famiglie di ragazzi deceduti, famiglie che si sono costituite parte civile.
Ancora cronaca, blitz antidroga dei carabinieri in un'abitazione di Mira. I militari hanno fermato un uomo con un etto di cocaina ed hanno scoperto una vera e propria Santa Barbara di armi e munizioni. Ci aggiorna al telefono in diretta da Mestre Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Mira, dove i carabinieri, con la collaborazione del nucleo cinofili di Torreglia e del nucleo artificieri antisabotaggio di Padova, hanno arrestato un veneziano di 58 anni che durante un semplice controllo stradale è stato trovato con oltre un etto di cocaina. In realtà però la successiva perquisizione in casa sua ha permesso di scoprire una vera e propria Santa Barbara. Sono state infatti trovate ben 11 pistole, di cui 3 con matricola a brasa e 2 del tipo a salve senza il tappo rosso, ancora un fucile sovrapposto, un fucile a pompa, una mitraglietta con silenziatore, 2 fucili ad aria compressa, oltre 500 munizioni di vario calibro e 2 panetti di esplosivo al plastico. Inoltre hanno trovato anche 60 carte d'identità in bianco risultate provento di furto presso un comune della provincia di Venezia e oltre 2000 marche da bollo per un valore complessivo di circa 35.000 euro. L'uomo su disposizione del PM è stato portato nel carcere di Venezia, mentre sono in corso tuttora gli accertamenti sulla provenienza delle armi e dell'esplosivo. Questa sera nell'edizione dei nostri telegiornali ulteriori dettagli. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. Si è conclusa proprio questa mattina in aula bunker a Mestre l'udienza preliminare del processo e si è conclusa con 14 rinvii a giudizio, 34 riti abbreviati e 4 patteggiamenti. E proprio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale e politico della nostra regione si è parlato ieri con il ministro dell'Interno Lamorgese. Sentiamo. A Dolo per l'inaugurazione del centro studi sulla criminalità organizzata, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si è espressa sull'eventuale scioglimento del comune di Eraclea per infiltrazioni della camorra. La pratica adesso ce l'hanno gli uffici che stanno verificando tutto, quello che è la relazione, i vari elementi che sono emersi, dopodiché verrà portata sul mio tavolo. Già adesso ovviamente ho visto la relazione del prefetto e quindi entro marzo, il 18 di marzo c'è questa data e allora verificheremo. C'è sempre una prima volta, ha aggiunto il ministro, e se si dovesse verificare sarebbe un modo per sanificare un territorio. Sulle annunciate modifiche al decreto sicurezza poi Lamorgese non si è sbilanciata. Ancora non ho parlato neanche col Presidente, quindi no. Poi vedremo con la maggioranza quello che saranno le modifiche da apportare. Durante l'inaugurazione del centro studi, il procuratore Cherchi ha evidenziato la pesante carenza di organico di magistrati in Veneto. Io ho sentito con attenzione quello che ha detto il procuratore, ho anche detto che il provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso ha previsto un aumento degli organici in generale, quindi sicuramente nell'ambito della redistribuzione sicuramente verrà tenuto conto anche della situazione organico del Veneto. Ci potrebbe essere un pedofilo in circolazione tra Padova ed Albignasego. L'allarme è lanciato da una mamma dopo aver ascoltato il racconto del figlio di 8 anni adescato da un uomo domenica pomeriggio. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sarebbe stato avvicinato da un pedofilo mentre stava tornando a casa dopo aver giocato al parco. La denuncia ai carabinieri di Padova è stata fatta da una mamma di Salboro che ha ascoltato terrorizzata il racconto fatto dal figlioletto di 8 anni. Il bimbo, rientrato in ritardo, ha detto alla mamma di aver perso tempo perché un uomo a bordo di una macchina azzurrina lo ha avvicinato chiedendo indicazioni stradali. Poi gli avrebbe fatto delle avance, facendo anche dei gesti espliciti, toccandosi i pantaloni e chiedendogli infine di salire in auto. Il bambino però non è salito e pedalando velocemente è tornato a casa. Non ha capito la gravità di quelle espressioni, ma ha avuto la prontezza di scappare via. La mamma, sconvolta dal racconto, ha deciso di sporgere subito denuncia. Secondo quanto
quanto riporta il quotidiano El Gazzettino, l'adescamento sarebbe avvenuto lungo via Salboro tra la locanda e l'edicola intorno alle 3 del pomeriggio di domenica. Il bambino avrebbe fornito anche parecchi dettagli e descritto il pedofilo come un ragazzo giovane, capelli rasati ai lati e ricci nella parte centrale, carnagione olivastra, barba e baffi incolti. Indossava un giubbotto nero e pantaloni sportivi scuri, scarpe da ginnastica. La mamma ha diffuso anche su Facebook un appello per cercare testimoni e avvertire altri genitori del pericolo. Ed ancora cronaca, dal Padovano esplode una casa nella notte a Galzignano Terme, sui Colli Euganei. Un 81enne rimane ustionata ed è gravissima all'ospedale. È ricoverata in prognosi riservata al centro grandi ustionati di Padova una signora di 81 anni, vittima dell'incendio della sua casa avvenuto ieri notte in via Valli a Galzignano. Verso le 23:45 un'esplosione dovuta forse al malfunzionamento di un tubo del gas della cucina ha investito la donna. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Abano Terme, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prima portato d'urgenza la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia, quindi nella notte l'hanno trasferita a Padova. Pesanti danni all'abitazione, in corso accertamenti per verificarne l'agibilità. Ieri sera su Antenna 3, prima uscita da candidato governatore per Arturo Lorenzoni. Sentiamo un estratto della trasmissione. Oggettivamente la Lega ha in Veneto una roccaforte e sicuramente Luca Zaia ha un livello di apprezzamento molto alto. Quello che vedo è che però c'è una debolezza di fondo nel governo della regione su molti fronti che in realtà sono centrali nella vita delle persone e nella vita delle nostre imprese. Fronti che sono abilmente, mascherati da una comunicazione molto efficace, però quando andiamo a grattare un po' la superficie e lasciamo stare i nastri tagliati, vediamo che ci sono degli aspetti di sofferenza a livello economico, a livello sociale, a livello ambientale, che io credo debbano essere portati all'attenzione dei veneti. Allora, verissimo che oggi un sondaggio da Luca Zaia probabilmente è il 100% dei consensi, nel senso che c'è lui e... Beh, però, per più anni, no, di seguito, primo governatore più amato d'Italia. Certo. Però è chiaro che noi abbiamo 100 giorni per far capire a tutte le persone quelli che sono i limiti di questa azione. I limiti di una politica che io vedo stanca. Lo dico da cittadino prima ancora che da rappresentante. Cioè la politica sull'innovazione, la politica sull'ambiente, la politica su una sanità che si deve trasformare perché si trasformano i bisogni dei cittadini. Su questi fronti non abbiamo quella capacità di risposta che invece dobbiamo dare ai cittadini veneti. E quindi io sono convinto che in questi 100 giorni si possa costruire una proposta alternativa molto più dinamica, molto più vicina ai bisogni delle persone, che si presenta come un'alternativa reale. E per Arturo Lorenzoni in questo momento sicuramente tra le priorità c'è quella di ricompattare il centro-sinistra, appelli dunque nei confronti di Italia Viva ma anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Dal partito di Renzi però arriva già subito una risposta negativa, ma sentiamo cosa ci ha detto al telefono Ettore Rosato. Il Partito Democratico e le forze di sinistra hanno fatto la loro scelta su un candidato che non è il nostro candidato, riteniamo con un'area più ampia a partire dalla collaborazione forte e stretta con Più Europa e con Azione di Carlo Calenda, di costruire un'alternativa seria, riformista, effettivamente riformista, che possa costruire un polo che attragga un po' di moderati, un po' di elettori che non vogliono più riconoscersi nel governo di Zaia e che comunque non vogliono votare per la sinistra. Dialogherete con Lorenzoni? Noi dialoghiamo con tutti, però credo che ci sia una strada che abbiamo ormai già imboccato. I tempi quali saranno per un vostro candidato? Brevi, le elezioni sono tra qualche mese. La cronaca giudiziaria, ora la tragedia del molinetto della Croda di Refrontolo. Ieri il pronunciamento della Corte d'Appello, nessun colpevole, quindi nemmeno in secondo grado.
Ho appena sentito l'architetto Saccon che era vicino all'essere commosso. Tutti assolti anche in appello per la tragedia del molinetto della Croda di Refrontolo, in cui il 2 agosto del 2014 morirono 4 dei partecipanti alla festa degli Omi: Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. I giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno confermato la sentenza di primo grado che la Procura della Repubblica di Treviso aveva impugnato ritenendola inaccettabile, perché secondo il procuratore Michele Dalla Costa scaricava la colpa sulle vittime stesse, che non intuirono il reale pericolo di quella circostanza. E invece anche in appello le accuse a carico dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico di Refrontolo, Annalisa Romitelli, del geologo Celeste Granziera e dell'architetto Leopoldo Saccon, autori questi ultimi del piano di assetto del territorio, sono state smontate. La sentenza è stata confermata, siamo contentissimi. Noi dal canto nostro abbiamo sostenuto anche oggi, come in tutto il corso del primo grado di giudizio, che il PAT fosse stato redatto correttamente, che prevedesse quell'area come esondabile. La sentenza di oggi, ripeto, la accogliamo con grande contentezza. Adesso leggeremo le motivazioni. Rigettata dunque la tesi della Procura stessa, secondo cui 3 tecnici erano responsabili di non aver incluso negli strumenti urbanistici comunali l'area del molinetto tra le zone soggette a fenomeni di esondazione. E invece, secondo i giudici, il PAT venne redatto correttamente. L'auspicio degli avvocati ora è che per i loro assistiti la vicenda a livello giudiziario finisca qui. Io lo spero come avvocato, lo spero per il mio assistito, perché sono convintissima delle ragioni di diritto a sostegno appunto della soluzione. In ogni caso verrà depositata la motivazione della sentenza, la leggeremo, ci sono delle facoltà previste di impugnazione per la parte soccombente e restiamo a vedere, e in ogni caso continueremo, penso, a sostenere le ragioni che fin qui abbiamo sostenuto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di quella che ormai è stata definita la guerra dei trattori, aziende agricole assediate da bande di professionisti del furto che rubano appunto i trattori per portarli poi nei paesi dell'est. Sentiamo. Proprio 2 settimane fa al presidente della ditta di Sant'Andrea Venturin e a un suo socio ne hanno portati via altri 3, lavorando tutta la notte nelle aziende. Cioè sono riusciti nelle campagne a chiudere dei fossati, hanno divelto le canalette di irrigazione. Questi operano come se fossero a casa loro con squadre specializzate, perché il nostro trattore non aveva neanche la centralina, eppure sono riusciti a metterlo in moto, non si capisce bene perché. È una vera e propria guerra quella che si sta combattendo da mesi sulle campagne trevigiane. Da una parte squadre di professionisti del furto di macchine agricole, dall'altra imprenditori che con famiglie e collaboratori cercano di sventare ogni notte gli assalti ai mezzi. Emblema di questo esercito di agricoltori il presidente dei produttori di latta del Veneto, Terenzio Borga. Questa è l'azienda che porta avanti con il fratello, che dà da lavorare a una ventina di dipendenti. E ci racconta che non c'è notte che qualche allarme scatti, probabilmente attivato dai ladri, che cercano così di trovare un varco nella copertura perimetrale. Hanno portato via 3 frutteto e quest'anno hanno pensato di agire più in grande, quindi uno solo ma di 260 cavalli. Se dovessi andare a comprare i trattori nuovi in questo momento sarebbe oltre 400.000 euro. Un danno enorme sul quale si paga l'IVA della franchigia, per poi scoprire che il trattore è stato individuato, ma la società di leasing ne ha recuperato uno, a distanza di 14 mesi, dalla Romania non si riesce a dissequestrarlo, non si capisce perché sia in mano alla polizia rumena ma non si possa portare in Italia. Ecco perché le nostre aziende si sentono sotto assedio, al punto che il presidente Borga ci chiede di riprendere solo questi mezzi per evitare di dare ulteriori informazioni ai ladri. Se voglio fare un esempio dell'azienda Don Mario, prima che entrassero in autostrada è riuscito a bloccarli col satellitare, sono riusciti a individuarli, hanno arrestato, ma l'arresto è durato 2 ore. Ha fatto a tempo di uscire prima loro dalla caserma dei carabinieri dei trattori del sequestro, quindi questo vi dà l'idea di come noi agricoltori siamo tutelati.
E continuiamo a parlare di agricoltura perché le temperature quasi primaverili di questi ultimi giorni, la mancanza del grande freddo dell'inverno fanno tremare l'agricoltura. Il clima impazzito di questi mesi mette a rischio diverse colture. L'allarme è di Coldiretti, sentiamo. Temperature sopra la norma, quando ancora a farla da padrone dovrebbe essere l'inverno, ed invece ecco che fioriscono i mandorli e sbocciano i fiori. Una situazione climatica sempre più pazza, che però rischia di fare danni nel mondo dell'agricoltura, già flagellato dalla cimice asiatica. Ad un novembre piovoso ha fatto seguito, subito dopo aver piantato le culture autunno-invernali, modeste precipitazioni, ed ora le temperature praticamente primaverili vanno ad incidere sulla crescita delle culture stesse. Freddo, caldo, si intervallano, ma il rischio è che la situazione precipiti. C'è una forte preoccupazione perché prima o poi arriveranno le gelate tardive e quando arrivano fanno sicuramente dei danni sulle piante già in attività, diciamo, di conseguenza questo è un grosso problema. Agricoltura che negli anni ha dovuto imparare a fronteggiare i cambiamenti climatici, insetti voraci, nuove regole, con il rischio incombente di raccolti distrutti o dimezzati, con conseguenti danni economici elevati per le attività. Da qui la necessità di trovare soluzioni che tutelino gli agricoltori. Non è un buon inizio, diciamo, ci fa sempre di più riflettere e mettere in campo tutte quelle azioni per la difesa delle imprese. Di conseguenza l'invito che facciamo noi come associazione, come Coldiretti, come imprenditori, che bisogna tutelarsi e tutelare il reddito, per cui andare verso un'assicurazione che ci copra eventualmente dei danni che possono succedere da qui in avanti. Ed ora un'iniziativa di rispetto dell'ambiente attraverso l'attività dei bambini, si chiama Compostiamo ed è messa in atto dagli allievi della Mariano Rumor di Vicenza. Tutto ciò che è rifiuto organico diventa concime naturale. Stiamo parlando del compost e proprio il compostaggio è diventato la nuova sfida nelle scuole dell'infanzia di Vicenza, perché bisogna imparare fin da piccoli a voler bene all'ambiente, perché la terra è una grande casa di cui prenderci cura. Tutto questo è diventato Compost Ti Amo, la nuova campagna verde dell'assessorato all'istruzione assieme all'associazione Assovi Green, che vede la sperimentazione in 5 scuole dell'infanzia della città. È una sperimentazione, andiamo a parlare di compostaggio, ma a me interessa l'aspetto educativo del riciclo, della cura dell'ambiente, e a me interessa il fatto che si parta da bambini piccolissimi di 3 anni. Il kit consegnato alle scuole, compresa la Mariano Rumor, consiste in 2 bidoncini più tutto il necessario che naturalmente aiuta a creare il compost, ovvero una miscela di microorganismi rigenerativi composta da lieviti, batteri dell'acido lattico e della fotosintesi. Posta alla base però, a fare il resto ci pensano loro, i bambini, aiutati dalle maestre. Li vede obbligati a raccogliere del materiale organico che poi è la frutta, le bucce di frutta, gusci di uovo che vengono raccolti e sbriciolati con dei microorganismi particolari che funzionano che permettono al materiale praticamente di diventare un compost. Subito hanno detto che schifo, perché chiaramente le cose macerate, però poi loro usano le mani, usano i coltelli senza seghetta, quindi è tutta una cosa fatta dalle loro mani, ma soprattutto la magia di vedere il liquido poi uscire che abbiamo usato per il nostro orto. Ma attraverso il compostaggio i bambini hanno anche la possibilità di imparare un'altra cosa. I bambini adesso hanno tempi di attesa molto brevi e anche questo laboratorio che facciamo serve tantissimo ad aspettare con i tempi di attesa, con la magia della finale del risultato. Sempre più aggiornati, sempre più informati con le notizie dal territorio. Il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7, dal 1° marzo andrà in onda anche la domenica. La cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera, puntuali come sempre a partire dalle 19:30.
Ed ora vi lascio ad ore 13 puntata della salute come ogni martedì. Quest'oggi parleremo di stress e di dolori articolari. Gli ospiti in studio sono il dottor Marco Gugelmetto, direttore del reparto di recupero e di riabilitazione funzionale dell'ULSS 2 della Marca, ed il dottor Andrea Brotto, fisiatra all'ospedale San Valentino di Montebelluna. Vi ricordo poi l'appuntamento con 20:10. Questa sera, subito dopo le edizioni dei nostri telegiornali, ospite sarà Amedeo Sperotto, generale di Corpo d'Armata, comandante delle Forze Operative Nord. Ed è tutto per questa edizione. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore sul Triveneto. A tutti un buon pomeriggio. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Cala un po' la pressione atmosferica, ma il tempo si mantiene tutto sommato buono. Il dettaglio di martedì 18 febbraio. Sul Veneto avremo molte nubi al mattino con cielo spesso coperto. Non si esclude anche qualche locale riduzione della visibilità sulle pianure. Dal pomeriggio rasserenamento con sole via via prevalente. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime in lieve aumento fino a 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà nuvoloso in mattinata anche con qualche goccia di pioggia, ma anche in questo caso migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece tra 13 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -3 gradi, massime in aumento sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.